La sclerosi multipla è una malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria a base autoimmune. La clinica neurologica da alcuni anni si sta occupando di stili di vita che, se migliorati, possono notevolmente migliorare il decorso della malattia e rendere più efficaci i farmaci che sono utilizzati per curarla. La sclerosi multipla non è una malattia contagiosa, non è una malattia letale, è una malattia che consente una durata della vita pressoché normale. Gli approcci che abbiamo utilizzato in un gruppo di pazienti affetti dal sintomo fatigue, che è uno dei sintomi più debilitanti della sclerosi multipla, sono stati attraverso approcci nutrizionali di tipo infiammatorio e soprattutto di tipo chetogenico. La dieta chetogenica è una dieta che mira a produrre nell'organismo uno stato di chetosi e attraverso di questo a produrre un effetto antinfiammatorio. E i primi risultati di questi studi sono stati pubblicati proprio recentemente e hanno dimostrato che in questi pazienti vi era una consistente riduzione del sintomo fatigue, un miglioramento significativo della qualità del sonno, del tono dell'umore e più in generale della qualità di vita. Ancora più recentemente il nostro interesse di ricerca si sta rivolgendo al microbiota intestinale nei pazienti con sclerosi multipla e come attraverso una modulazione del microbiota intestinale si possa sia migliorare lo stato infiammatorio dell'organismo, sia migliorare e potenziare la risposta ai farmaci utilizzati per curare questa malattia. Il laboratorio di immunologia dell'Università di Udine si occupa dello studio dei meccanismi di regolazione della risposta immunitaria. In particolare questi meccanismi sono alterati nei soggetti che hanno patologie autoimmunitarie e il nostro goal è quello di studiare quello che avviene in soggetti che sono affetti dalla sclerosi multipla e soprattutto in quei soggetti sono sottoposti a terapie di ablazione, cioè di rimozione di un braccio della risposta immunitaria. Noi siamo focalizzati sullo studio del compartimento delle cellule B e lo studiamo all'inizio della patologia, nel corso della terapia, cercando di comprendere se la terapia è in grado di influenzare soprattutto quelli che sono i cloni patologici. Per far questo utilizziamo varie metode che vanno dalla gene expression, cioè l'espressione genica nelle singole cellule per individuare quelle cellule che hanno recettori in grado di riconoscere la mielina basica e quindi essere patologici, sia per la presentazione verso le cellule T, sia per la distruzione della mielina, oppure studiamo quelli che possono essere meccanismi di controllo di queste cellule attraverso l'uso e lo studio di probiotici, cioè di quelle molecole che sono metabolizzate dai batteri diventando postbiotici e che nel topo abbiamo visto sono in grado di bloccare la malattia nel suo incedere oppure nel suo sviluppo. È fondamentale la ricerca nella sclerosi multipla sia per il suo impatto sociale sia perché la ricerca ha permesso di ottenere dei grandi risultati che oggi rendono la malattia controllabile. Certamente non è guaribile ancora, ma sicuramente controllare e dare un'aspettativa di qualità di vita ai soggetti, ai pazienti è fondamentale.